Люди
pietà di noi. Amen. Cristo è risorto. Veramente risorto. Cristo è risorto. Veramente risorto. Cristo è risorto. Veramente risorto. E noi ringraziamo voi, ragazzi. Voglio sempre ricordare che la Pasqua è la nostra vita con gli angeli che cantano Gesù risorto. Bene, non dimenticate che dobbiamo continuare di cantare, non dimenticate anche questo, tutta la settimana celebrazioni si cantano e mai si recita qualche cosa, solo che si canta. Bene o no? Bene. Però dobbiamo sforzarci di più cantare come angeli, sì o no? Noi abbiamo adesso cantato, non dimenticate che proprio questo ci avvicina agli angeli, però voi sapete bene che se noi non cantiamo siamo lontani dagli angeli, sì o no? Sì, quando cantiamo il nostro cuore canta e allora glorifica Dio, sì o no? E dobbiamo di più glorificare Dio con la nostra vita sempre. Ragazzi, non dimenticate davanti a voi la vita, e la vita deve essere piena della grazia di Dio, della gioia, della proprio azione di Dio. Chiaro o no, ragazzi? Non dimenticate che un credente non vive da solo. Non vive, sapete bene che l'uomo di questo mondo cosa vuole, come voglia, sì o no ragazzi? Ragazze, prima di tutto ragazzi, avete sentito? Voi dovete volere quello che Dio voglia, bene ragazzi? Non dimenticate che proprio questo è la vita spirituale e la gioia. Pasqua, cosa è la Pasqua? La vittoria su quello che l'uomo di questo mondo cerca di essere da solo, mostrare da solo, sì o no? Ma orgoglio cresce l'uomo di questo mondo, sì o no ragazzi? Cresce. No, il nostro cuore deve crescere umiltà. Bene o no? Umili, chi sono umili? Stanno da Dio. Se stiamo davanti a Dio, allora se subito sentiamo che siamo peccatori, sì o no? Se non facciamo la volontà di Dio, facciamo volontà propria, sì o no? E proprio questo è la Pasqua di aiutarci di non fare quello che noi vogliamo, ma fare quello che Dio voglia. E Dio voglia sempre stare con noi e essere in questo mondo tranquillo e forte di sopportare le difficoltà. Non dimenticherete questo. Dobbiamo sempre ricordare che non possiamo volere fare quello che vogliamo, che vuole l'uomo di questo mondo. Bene ragazzi? Perché se noi seguiremo questa strada dell'uomo di questo mondo, allora saranno distrutti, sì o no? Ma noi stiamo sempre ricordando che Dio vede il nostro cuore, la nostra mente, e ascoltando la nostra coscienza possiamo essere pieni della grazia di Dio. Ci sforzeremo non guarderemo quello che vuole il nostro ego, bene? Vorremmo quello che vuole Dio, bene? Coscienza, bene? Ragazzi, non dimenticate che questo ci manca molto in questo mondo
tutta la spiritualità, sì o no? Il mondo porta nel nostro cuore materialismo, sì o no? Sì. E non dimenticate questo, solo la tristezza e sempre l'uomo disperato. Non dimenticate, e questo non è la vita, sofferenza solo. Ma noi dobbiamo vivere con la gioia. Bene ragazzi? Ecco, di nuovo noi tutti ringraziamo voi che abbiamo glorificato Gesù Cristo risorto con voi, bene? Sì, Padre. Allora noi dobbiamo veramente chiedere loro di continuare, bene, sì o no? Sì. Non dimenticate che fra 2 settimane 26 aprile a Milano, bene? Verrete o no a Milano? 26. Sì, bene ragazzi, di nuovo vi auguro questa settimana della Pasqua, cantiamo, sì, non c'è di giugno, però ragazzi, non dimenticate, la Pasqua chiede da noi attenzione di non fare volere quello che vuole l'uomo di questo mondo, volere solo stare davanti a Dio per quello che la nostra coscienza ci dice. Bene, la nostra coscienza ci dice di essere più umili. Sì o no? Saremo? Non dimenticheremo perché noi vogliamo vedere questa gioia. Sì o no? Sì. Voi mostrerete gioia. Bene? Perché nostra gioia è vostra gioia, se avete la vostra, voi avete, siete allegri, ma chiaro che insomma, come angeli, bene o no? Se siamo tristi e non bene, non dimenticate che dobbiamo sempre essere con Dio e con gioia. Di nuovo ragazzi, ringraziamo voi.